Un presente sempre più in discussione ed un futuro ancor meno stabile. È il quadro della religiosità nel Nord-Est emerso dalla ricerca realizzata dall'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto in preparazione al secondo convegno di Aquileia. Una ricerca dai risultati per molti versi inediti e sicuramente molto problematici. È cambiato un po' tutto, è cambiata la dimensione del credere, che da una dimensione di certezza, di sicurezza, tende a diventare una dimensione di incertezza. Si va anche verso un credere meno semplicistico. Ad esempio, si ritiene che Dio intervenga nelle faccende umane, ma si ritiene che intervenga in modo non direttamente attivo. Sul versante del rapporto con la Chiesa, negli ultimi anni sono aumentate le posizioni critiche nei confronti della Chiesa. Il soggetto individuale rivendica autonomia nella sua ricerca e non semplicemente il rispetto di una proposta e di un insegnamento magisteriale. Ad incarnare le trasformazioni maggiori della religiosità del Nord-Est sono le generazioni più giovani. È tra di loro che si registra la più forte diminuzione di pratica religiosa, la propensione ad uno spiritualismo sempre più personalizzato ed un progressivo allontanamento dalla struttura Chiesa. Campanelli d'allarme di una disaffezione che la Chiesa triveneta deve ora, a partire dal secondo convegno di Aquileia, trasformare in stimoli per un nuovo cammino, fatto meno di prediche e molto più di esperienza vissuta insieme. Passare appunto dalla pastorale delle campane che chiamano tutti in chiesa alla pastorale dei campanelli che ci portano a incontrare la gente nelle loro case.